Benvenuti e ben ritrovati. Oggi è domenica 18 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.34 e tramonta alle 17.07, la luna si leva alle 7.35 e cala alle 14.28. Oggi si celebra San Liberata. Il nome Liberata è di origine latina, dal chiaro significato di libera dalla schiavitù. Oggi celebriamo la giornata internazionale per l'emiplegia alternante, AHC, una malattia genetica rara che causa episodi ricorrenti di paralisi parziale o totale di metà del corpo. La data commemora la scoperta, avvenuta nel 2012, della principale mutazione genetica responsabile della malattia, un passo cruciale per la ricerca terapeutica. Si contano circa 1 migliaio di casi nel mondo. Auguri all'attore Kevin Costner che compie oggi 71 anni. Premio Oscar nel 1991 con Balla coi lupi, ha recitato in film di successo come Gli intoccabili, Robin Hood, Principe dei ladri e Guardia del corpo. Negli ultimi anni ha recitato nella serie TV Yellowstone. Un augurio anche a Fabio Rovazzi, youtuber e cantante che oggi compie 32 anni. Diventato famoso nell'estate del 2016 grazie al singolo Andiamo a comandare, ne ha pubblicati altri 6 collaborando con Gianni Morandi, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Marrakesh e Gali. Nel 2018 ha condotto assieme a Pippo Baudo Sanremo Giovani. Auguri anche a Kate Ricciarelli che festeggia 80 anni. In qualità di soprano si è esibita nei maggiori teatri del mondo, interpretando opere di Verdi, Rossini, Donizetti e tanti altri. Negli anni 2000 ha affiancato all'attività musicale la carriera di attrice sia in TV sia al cinema. Dopo una lunga relazione col tenore José Carreras ha sposato Pippo Baudo, da cui si è separata nel 2004. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello VIP. Uno dei più grandi navigatori di tutti i tempi, il capitano inglese James Cook, che contribuì alla nascita dell'impero britannico. Il 18 gennaio del 1778 divenne il primo europeo a visitare le isole Hawaii. Cook le chiamò Isole Sandwich in onore del suo armatore, il quarto conte di Sandwich. Il nome attuale deriva dall'isola di Hawaii, che è la più grande dell'arcipelago. Ma sapete che la fisica si trova proprio ovunque, persino in cucina? Ad esempio, sapevate che il bollitore al suo interno ha una grande resistenza elettrica? Infatti, quando si accende il bollitore nella resistenza passa corrente che la riscalda con rapidità. Il calore viene trasmesso all'acqua finché il termostato rileva che è stata raggiunta la temperatura di ebollizione e interrompe così il contatto elettrico, togliendo corrente alla resistenza. Buona domenica ai 12, si aggiunge la Luna all'ammasso planetario in Capricorno, mentre Venere oggi brilla dall'Acquario e Giove dalla sua posizione tende un po' a confondere tutto, ma la lucidità di Venere e del Sole non glielo permetteranno. Vediamo come Ariete, ottima disposizione planetaria che vi ammorbidisce un po', che vi fa pensare che ciò che temevate non è poi così grave, c'è un ridimensionamento oggi, quindi calmate gli animi e guardate la realtà con fiducia. Toro, per voi oggi è una giornata splendida, anche la Luna è dalla vostra parte, mentre Venere inizia una quadratura. Questo vi fa pensare un po' all'esigenza forte e potente che Urano nei vostri gradi vi suggerisce. Volete cambiare e cambierete in positivo e per il meglio. Gemelli, per voi oggi è una giornata splendida proprio perché la Luna addolcisce Mercurio, le aspettative sono sempre elevate, ma oggi è una giornata tutta da dedicare alle pubbliche relazioni e al sociale perché sarete brillanti, simpatici e con tanti amici intorno. Venere tra l'altro inizia un bellissimo trigono dall'Acquario, quindi un pochino di ordine in amore per voi. Cancro, la vostra giornata oggi con un Giove così agguerrito contro tutti gli altri pianeti carica ancora di aspettative il tutto. La Luna però d'opposizione confonde un po' e vi manda un po' un vostro riflesso facendovi capire che forse a volte esagerate un po'. Qualcuno oggi si confronterà intimamente con voi.
Leone, giornata oggi che vede iniziare l'opposizione di Venere assieme a Plutone, qualcosa non vi convince in amore. Questa domenica siete un po' confusi, come se i conti non vi tornassero, cosa vi frulla per la mente? E beh, Mercurio ve lo suggerirà in serata. A proposito di Mercurio Vergine, pianeta da questo segno zodiacale alquanto affine, ed ecco che Mercurio con Marte stabilisce una forte incidenza attiva. Volete agire, fremete, siete passionali, intensi, come non vi si è mai visti, proprio perché volete addivenire ad un obiettivo che tende a storicizzare un po' questo momento, fissando dei concetti che vi accompagneranno per i prossimi anni della vostra vita. Convinzione assoluta in amore. Bilancia, a proposito di convinzione in amore, le vostre stanno diventando di nuovo positive. Venere in Trigono, Venere finalmente non vi fa più la guerra, il vostro pianeta è tornato a darvi man forte e ora tutto in amore più bello e passionale. Scorpione, Venere inizia la quadratura, ma la Luna, Marte, Mercurio e il Sole ancora vi rassicurano, quindi poco male. Probabilmente dovete essere un pochino più veloci nel captare le emozioni, i pensieri e le sensazioni del partner. Sagittario, per voi oggi il vostro pianeta è veramente insopportabile. Giove, che assolutamente fa i capricci, mettendo in difficoltà una serie di pianeti che ancora per questo weekend mi impediscono di decollare come vorreste. Tranquilli, tra poco arrivano le soluzioni. Capricorno, protagonisti della giornata, con una luna che tende un pochettino a diluire tutte le forze energetiche nel vostro segno zodiacale. Ne perdete una, Venere trasloca nel vicino e fratello segno dell'Acquario e diventa uraniana dopo essere stata saturnina, quindi originale e stravagante. Qualcosa vi coinvolge in maniera irrefrenabile. Acquario, protagonisti di una giornata molto importante in cui il vostro pianeta Urano ha tutto il sostegno degli astri, ma soprattutto arriva Venere nei vostri gradi e l'amore sconvolge ancora una volta tutto, soprattutto voi che siete insorprendibili. Pesci, per voi la giornata è addolcita da una luna che finalmente smette di fare la guerra a Saturno e a Nettuno, tutto torna normale e i pianeti vi danno forza e coraggio. Venere si trasferisce nel segno dietro di voi, quindi in amore comincia qualche piccola agenzia, qualche piccolo sospetto o semplicemente qualche incomprensione con il partner. Il 18 gennaio del 2017 alle 16:47 l'hotel Rigopiano viene investito da una valanga che lo seppellisce. Solo 11 persone si salvarono, i morti sono 29. Vittime di leggerezze nella realizzazione dell'opera, ma anche dei ritardi nei soccorsi dovuti a carenze di organizzazione e incomprensioni. L'espressione fare il portoghese significa entrare gratuitamente in uno spettacolo o evento senza pagare il biglietto. Questa usanza risale al XVII secolo, quando il ricco re di Portogallo offriva ai suoi sudditi il privilegio di partecipare a tutte le feste di Roma senza pagare. Semplicemente veniva dichiarata la propria nazionalità e molti romani furbi approfittarono della situazione fingendosi appunto dei portoghesi per entrare gratis. Da allora chiunque cerchi di scroccare un servizio o evitare un pagamento viene chiamato portoghese. Il matto di oggi è il pioniere Eugene Bartolini, considerato il primo aviatore navale. Il giovane Lee, privo di qualsiasi esperienza, si offrì di guidare un piccolo biplano, dopo prese il brevetto di pilota e si distinse in esibizioni sempre più ardite. Fu il primo uomo ad effettuare un decollo da una nave militare e il 18 gennaio 1911 atterrò con successo su una piattaforma improvvisata. Morì nell'ottobre dello stesso anno durante l'ennesima spericolata esibizione. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali. Vi auguro di avere sempre il coraggio di rincorrere i vostri sogni e vi invito al nostro appuntamento di domani sempre su questi schermi alla stessa ora. Buona giornata dalla vostra Jaire.